Leonardo Padrin, Veneto. Si prepari Luca Mulè. No, noi credo dobbiamo essere vicini a chi vive esperienze in regioni molto difficili. Io però, siccome questo è un congresso di partito, vorrei parlare di alcune cose del nostro partito. Perché quello che noi, almeno io in tanti altri, abbiamo contestato in passato è che c'era un signore che a casa sua, magari in cene eleganti, decideva chi erano i candidati, chi erano le candidate, decideva chi faceva il coordinatore regionale, decideva sostanzialmente tutto, forte di una macchina di comunicazione molto grande e di una forte capacità economica. Ecco, allora, siccome questa esperienza negativa l'abbiamo fatta in tanti, è uno dei motivi per i quali all'inizio, almeno per quanto mi riguarda, ho cercato al telefono quel signore pugliese che si chiama Raffaele Fitto, io dico, non diciamo delle cose e poi non ci accorgiamo che dobbiamo evitare, pur nella buona volontà e nel buon auspicio, errori che sono stati fatti da altri. Allora, secondo me, in un congresso di partito bisogna chiarire che ci deve essere una democrazia interna, cioè deve esserci una libertà di iscrizione. Significa che dobbiamo darci un tempo rispetto al quale, avendo fissato un numero minimo di iscritti, si fanno i congressi regionali per eleggere i coordinatori e poi quelli provinciali e tutto il resto, che questi costituiscono la base per spiegare a chi è nelle istituzioni quali sono i problemi che incontriamo ogni giorno. Si parlava prima di uno Stato tiranno, ma al di là di ricercare nello Stato il tiranno, pensiamo che per una persona che guadagna 1.300 euro prendere una super multa significa non arrivare più a fine mese. Ci ragioniamo su questo, su una politica che fanno anche i comuni, che è lontana da quello che è il bisogno. Un altro aspetto che ha toccato Camilla sui giovani. Io mi sento di fare una proposta più audace, e cioè all'interno del nostro movimento che i giovani costituiscano un'organizzazione autonoma, che sia in grado di dialogare al proprio interno e dialogare con quella montagna di giovani che è schifata dalla politica, ed è schifata a torto, perché la politica non è sostituibile la cattiva politica, non la buona politica. La terza cosa, vogliamo darci delle regole? Io ne ho una che non piacerà a molti dei presenti, che è quella che quando un parlamentare, un consigliere regionale ha fatto 10 anni, ha fatto 2 mandati, credo che abbia già dato il meglio, e in questo modo siamo in grado di garantire un ricambio vero della classe dirigente. Io ti ho visto soffrire, Raffaele, con il tuo cellulare, in situazioni politiche, personali, familiari. Ecco, io sono contento di quello che hai detto e credo che chiunque ti voglia un po' di bene condivida il fatto che non può pesare su di te tutta l'organizzazione del movimento. Questo è un congresso costituente. Noi dobbiamo dimostrare con i fatti che noi siamo diversi dagli altri anche al nostro interno, che il concetto di libertà, di democrazia, di competenza e soprattutto di rappresentanza deve essere un valore inviolabile. Partiamo da oggi sotto tutti i punti di vista. Grazie. Grazie a te.